Rossa, rossa, halt! Quando li hanno fermati, il carabiniere ha iniziato a girare intorno all'automobile. Vediamo qui, vediamo un po' di là. Questo paraurti non mi convince. Lo smontiamo, per favore? E così è stato. Dentro la sorpresa, il carabiniere ha domandato: come, cosa, coca? I due malcapitati hanno risposto imbarazzati: poca cosa, Coca-Cola. Ed il carabiniere ha risposto: no, ma quale Coca-Cola? È cocaina. Adesso Vincenzo Grillo, 50 anni, ex carrozziere di Licata, è in carcere. Insieme con lui nella stessa cella anche Vincenzo Todaro, 30 anni, disoccupato. Incensurati, nessun legame con la criminalità locale, al di sopra di ogni sospetto. Eppure dentro il paraurti anteriore della Fiat Punto di Vincenzo Grillo, i carabinieri della compagnia di Licata, agli ordini del capitano Andrea Corinaldesi, hanno scoperto 2 panetti da 250 grammi di cocaina ciascuno, mezzo chilo di polvere bianca, purissima. Che colpo! Un posto di blocco lungo la statale 115 tra Licata e Gela. Eccoli che arrivano, Vincenzo Grillo con le mani sul volante e Vincenzo Todaro seduto a fianco. Il controllo, la cocaina, le manette, l'arresto. Ancora un brillante esordio per il nuovo comandante dei carabinieri di Licata. Quello che mi risulta è parecchio tempo che non c'è un sequestro così elevato di cocaina sulla città di Licata. Quello che mi preme sottolineare è che con l'arrivo del nuovo comandante provinciale e con il mio qui presso la compagnia Licata abbiamo dato una grossa spinta a tutto quello che è il controllo del territorio, quindi servizi di prevenzione esterni, e dobbiamo dire che questa attività che è venuta fuori in questo ieri è sicuramente il risultato di questa forte incentivazione che stiamo facendo sui militari che sono sul territorio, per cercare di fare un controllo che sia sempre ficcante in modo tale da consentire di frenare questi fenomeni di illegalità diffusa che sono presenti qui sul territorio di Licata.